Campo Marzo o Campo Marzio? La questione che abbiamo lanciato è diventata virale. A Vicenza la città si confronta e noi di Rete Veneta, come sempre, diamo voce a tutti, alla gente e agli specialisti. Oggi abbiamo incontrato lo studioso di storia vicentina Giorgio Ceraso, a cui rivolgiamo la nostra domanda: Campo Marzo o Campo Marzio? Questo è il problema. Per me ovviamente è Campo Marzo, però tutte le ipotesi possono essere aperte. Tutte le ipotesi restano aperte, sì, perché le origini del parco vicentino affondano in un tempo antico. Sì, certo, ci sono dei documenti. Il più antico è quello del 1074 citato dal Barbarano, ma poi c'è anche il documento del 1262, il Regestum Possessionum, che è una specie di inventario dei beni comunali, dove il nostro campo è definito Marcius, quindi probabilmente da Marcius poi si passa a Marzo. Quindi il nostro campo era smarzo, scusando il termine dialettale, era smarso, quindi marcio. Il termine dunque deriva dal veneto marso? Caso risolto? Neanche per sogno. Come ammette lo stesso Giorgio Ceraso, la questione resta aperta. Anzi, il mistero si infittisce. La storia si basa sui fatti e manca la prova documentale che Campo Marzo derivi da marcio. No, questo non c'è. Quello che è da dire è che non c'è nessun documento inequivoco né a pro né contro il marzo o marzio. E qui si va appunto a deduzione, a logica, insomma. E allora, proprio procedendo sul filo della logica, i dubbi restano. D'altra parte il quarto re di Roma era Ancus Marcius, ricordato come Anco Marzio o Anco Marcio. La questione si ripropone, ma qui non ci sono dubbi. Ancus Marcius è tratto da Marte. Perché l'analogo Campus Marcius dovrebbe invece avere origine da marcio? Va tenuto conto infatti che il Veneto deriva dal latino. Sì, certo, non c'è dubbio, e per certi versi alcune parole addirittura anche dal greco. I dubbi però non finiscono qui. Perché il campo di Marte di Roma, matrice urbanistica replicata in tutto il mondo antico, era chiamato fino al 1800 proprio Campo Marzo? A Roma non si parlava certo veneto, a differenza della Repubblica Serenissima, dove però fino al 1797 i documenti si riferiscono al Parco Vicentino indicandolo allo stesso modo, Campo Marzo. Durante tutta la dominazione veneziana il nostro campo è chiamato solo ed esclusivamente Marzo. Ed è stato chiamato Marzo sia dalla pianta angelica del 1580 e sia dalla pianta del pigafetta del 1608. Marzo a questo punto forse da Marte. Per questo motivo col Rinascimento inizia a girare il termine Marzio con riferimento all'antica Vicenza romana, orgoglioso municipio della più grande potenza antica, dove le legioni si addestravano nel campo di Marte, appena fuori dalle mura. Non c'è nessun documento che attesti che lì, nel famoso campo, si svolgessero delle esercitazioni militari, ma che si fossero svolte non c'è dubbio. Però dove? Non si sa. Non si sa. A oggi manca un documento decisivo che dimostri inequivocabilmente le origini del nome. Insomma, se fosse un processo, mancherebbe la prova al di là di ogni ragionevole dubbio. No, la pistola fumante assolutamente non c'è e io mi rimetterei alla corte. E allora chiudiamo con questo studio firmato proprio da Giorgio Ceraso, Quaderni Vicentini, perché ritengo Campo Marzo più corretto di Marzio. Se fosse un giallo storico e noi andassimo all'ultima pagina per sbirciare, cosa troveremmo? Qual è la conclusione? Ai telespettatori l'ardua sentenza.